Lennon Miller è il nuovo colpo dell'Udinese in questa sessione di mercato, con il ragazzo scozzese che ha svolto le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, per poi volare a Udine, dove firmerà il contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2030 e dove poi potrà anche godersi da spettatore la finale di Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham, prima di mettersi a completa disposizione di Costa Runiaic. Inutile l'ultimo affondo del Bologna sul giocatore, con l'intesa ormai già trovata tra il club friulano e il Motherwell per il trasferimento del classe 2006, il quale, nonostante la giovane età, nella Scottish Premier League è già considerato quasi un veterano con oltre 70 presenze già collezionate. Miller arriva come ottima alternativa a Jesper Karlstrom, vista la sua propensione a impostare con qualità il gioco da schermo di fronte alla difesa. Le sue caratteristiche però lo rendono elemento invitante anche se utilizzato da mezzala, dove andrà ad aumentare la già folta concorrenza anche a netto di eventuali uscite con Pajer e Lovric sempre chiacchierati sul mercato. L'Udinese chiude una sorta di periodo di gestazione con la trattativa nata praticamente 9 mesi fa. A gennaio scorso i tempi non erano maturi e il Motherwell non voleva cederlo, sparando alto fino a 7 milioni di euro per il cartellino. Alla fine ne sono stati sufficienti 5,5 per avere il giovane astro nascente di Scozia. E non solo il Bologna è stato beffato, visto che il nome di Miller era da tempo sul taccuino di Ajax, Brighton, ovviamente Celtic, ma anche della Roma, che aveva pensato fortemente a lui per rimpiazzare Paredes. Il ragazzo e il Motherwell hanno invece mantenuto la parola e hanno premiato la forte volontà dell'Udinese di averlo, convinti dal progetto di crescita impostato su di lui. A proposito di giovani, però, non va dimenticato che ora sono sulla bocca di tutti Simone Pafundi e Matteo Palma. Dopo l'interessamento dell'Empoli sul talento classe 2006 è tornata a farsi sentire la Sampdoria. Per ora l'Udinese non ha intenzione di lasciare andare Pafundi, ma qualora dovesse accadere lo vuole fare a due condizioni. La prima è che la società friulana mantenga il controllo sul giocatore, magari con l'utilizzo del diritto di recompra, e poi la seconda è che ci sia il benestare di Runiaic, magari solo dopo eventualmente l'arrivo di due innesti in attacco. In caso contrario Pafundi potrebbe tranquillamente restare, cosa che succederà anche per Matteo Palma. Il difensore classe 2008 piace a tantissime squadre e l'exploit contro il Werder Brema ha acceso i fari su di lui. Liverpool e Real Madrid hanno chiesto informazioni, il Bayern Monaco pronto a fare un'offerta, ma l'Udinese non l'ascolterà anche se dovesse essere irrinunciabile, consapevole che il ragazzo può crescere ancora tantissimo. Infine da registrare che non è tramontata l'opzione Zanoli a destra in entrata. Udinese e Bologna hanno l'ok del giocatore e del Napoli per 5 milioni di euro più uno di bonus, ma uscirà solo quando arriverà Juanlu alle pendici del Vesuvio, poi molto dipenderà dalla volontà del giocatore.